La polemica sulla pista ciclabile senza parapetto in Riviera Giovanni Paolo II a Portogruaro. L'amministrazione comunale, così come direttamente ha fatto il sindaco di Portogruaro, esprime la famiglia di Massimo Scandone il proprio cordoglio per la scomparsa del loro congiunto, deceduto tragicamente tra sabato e domenica. Questa è la pista ciclabile dove, scivolando verso sinistra per giramento di testa, sembrerebbe, Massimo Scandone da cui Massimo Scandone appunto è finito nel fiume Lemene, morendo annegato. L'amministrazione, rispetto alle considerazioni riportate da certe emittenti locali ed organi di stampa, regia, si riferisce a noi secondo lei? Ritiene indelicata e non opportuna, pensa un po', in questo momento ogni considerazione relativa al percorso ciclopedonale sul quale si è verificato l'episodio, anche in attesa di conoscere meglio come si sono svolti i fatti. I fatti si sono svolti secondo come li abbiamo raccontati noi, forse non hanno visto granché il telegiornale. È il primo incidente di questo tipo che avviene in 14 anni di esercizio del percorso che, ricorda l'amministrazione, fu progettato negli anni 90 da uno dei massimi esperti di piste ciclabili a livello nazionale e che qualche anno fa era stato dotato anche di un impianto di illuminazione a tutt'oggi regolarmente in funzione. Capita anche ai grandi luminari dell'ingegneria a sbagliare e senza dubbio la dotazione di questo impianto di illuminazione viene sottoposta all'attenzione dei nostri telespettatori, giudicheranno loro se si tratta di illuminazione sufficiente o meno.